Ciao a tutti ragazzi e Mario delle ruote, benvenuti in questo motogiro. Siamo di nuovo qui con Marco nello studio di Motogiri Itinerari. Ma non era la cabina di commento? No, oggi è studio. Ma bravo, perché così ricordiamo a chi non l'avesse ancora visto il nostro ultimo video in cui commentiamo un motogiro stile MotoGP in maniera un po' fantasiosa che vi lasciamo qui in alto a destra sopra di lui. Comunque Marco, dove ci porta il Motogiri Itinerari oggi? Ci porterà alla scoperta di meravigliosi itinerari trentini, come per esempio il Passo Pordoi, molto famoso, e Passo Fedaia con omonimo lago e sullo sfondo il ghiacciaio della Marmolada. O quel che resta di tutti e due, visto l'inquinamento a cui noi partecipiamo, ma Motogiri è anche per l'ambiente, quindi il prossimo anno tutti i monopattini e itinerari, i migliori itinerari per monopattini elettrici. Ok, basta cazzate e non perdiamo altro tempo, andiamo al video. Andiamo! Possiamo ripetere il giro in giostra? È stato bellissimo. Tranne quando c'erano i carabinieri dalla parte opposta, però è stato bellissimo. Esatto, infatti tipo sento spettenato. A me sono volati via i capelli, come si può notare. Vuoi fare una cavalcatina con me? No. Dai, che dopo... Dai, guarda che là. Maledetti, guarda che Dio Cristo, c'è sta roba qua. Questa roba qua andrà sul video! Sono contento perché secondo me qualche tendenza là. Poi, qua facciamo outing. Ci vuole baffino però per fare outing. Guardalo qua, ricordatevi questa faccia, non nascondersi. Qua abbiamo un cameraman scarso che riprende i camper al posto delle montagne.
montagne, sarà una camperista. Sì, sta anche impallando col dito. E abbiamo anche rischiato di perderla perché si stava facendo prendere sotto dai ciclisti. Mirella Info Blue Traffic. Per tutte le informazioni sul traffico chiedere a Mirella. Non c'è traffico oggi. Coda. Dove? Dove? Non mi ricordo. Cencenighe. Ah? Cencenighe. Cencenighe. Esiste? Esiste. Dove abbiamo fatto coda. Marco? E dopo. Beh, ha già detto tutto lui. Quindi dritto, basta. Io sto zitto. Non è una giornata a correre oggi. Non è mai giornata a correre, non si corre per strada. Saluta il tuo pubblico. Dai, di qualcosa del ghiacciaio, dai. Mirella. Dai. Se vuoi possiamo fare un filmatino alla Super Quark. Questa parte di montagna dove c'è la roccia lucida, c'è una parte del ghiacciaio che è caduta, ha fatto le vittime che avete visto nei telegiornali. Quella zona lì, da quella fascia. Claudio! È lui che crea contenuto. E alla nostra destra invece possiamo notare tutta la catena montuosa dove prima si stava dibattendo con il gruppo se appunto sopra il costolone di Rozza che vedete lì sopra, se era un drone oppure un aliante o un aereo. E ancora Non lo sappiamo, probabilmente gli alieni. Sicuro. Sicuro. Abbiamo fatto anche una bella dronata, solo che il filmato non funzionava e Perché con motogiri qualcosa va sempre storto.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Bene, vedo che ci ha preso gusto, mi sta anche fregando il posto. Sì. E ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi alle pagine social che vedete sotto in Antartide. in Antartide, sotto il tavolino, sotto il tappeto, perché qui non lo vedete dalla telecamera, Ma c'è. c'è. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. E like al video, mi raccomando, se vi è piaciuto. Anche se non vi è piaciuto, like. Like, Ciao. ciao. It's you and me.